In questo quarto numero di Cambio d'Epoca, che riflette sui più significativi dati del coronavirus nella regione Veneto durante il mese di aprile, i numeri e le notizie di riferimento sono tratti da La Nuova, quotidiano di Venezia e Mestre, che il 17 aprile in centro pagina segnalava 1019 decessi nelle 7 province del Veneto durante i 56 giorni trascorsi dal 21 febbraio 2020, data di avvio dell'emergenza nazionale dichiarata dal governo. Nel grafico interno si specificano i decessi per provincia. Verona 277, Padova 199, Treviso 190, Venezia 150, Vicenza 141, Belluno 41, Rovigo 21 e domicilio fuori Veneto 10. Il dato di gran lunga peggiore è della provincia di Verona, caratterizzata da un territorio misto di pianura, collina e montagna come quello di Vicenza, ma interessato da grandissimi traffici internazionali di merci e persone e da un'immediata vicinanza al focolaio lombardo di Bergamo e Brescia. Subito dopo Verona, le province di Padova e Treviso, ambedue pressoché totalmente in area di pianura. E poi, con numeri sensibilmente più bassi, la provincia di Venezia in area marittima e quella di Vicenza in un territorio misto come quello di Verona. Risultano infine molto distanziati il territorio bellunese totalmente montano e a bassa densità di popolazione come la provincia di Rovigo, in territorio di pianura, marittimo e attraversato dai grandi fiumi. Ma il 9 aprile, 8 giorni prima del 17, a 48 giorni dalla dichiarazione dello stato d'emergenza, La Nuova titolava "Vittime, età media 82 anni". Leggiamo l'articolo. La strage della terza età. Se nessuna fascia è esente dall'aggressione virale, il bersaglio preferito del Covid-19 è rappresentato senza ombra di dubbio dagli anziani. 82 anni l'età media delle persone decedute in Veneto dall'inizio della pandemia. A documentarlo è uno studio di Azienda Zero, la governance della sanità regionale, che ha elaborato i dati riguardanti i decessi provenienti dall'ULSS. Assenti bambini, adolescenti e ragazzi. Nel segmento 45-54 anni troviamo 8 vittime. Il numero cresce a 33 nello step seguente. Gli adulti tra i 55 e i 64 e schizza a 101 fra gli anziani che si collocano fra i 65 e i 74. Ma è il gradino successivo, quello dei cittadini di età superiore ai 75, a registrare il picco della mortalità. Ben 549 decessi, l'80% del totale. Gli anziani, spiegano i geriatri, rischiano gravi infezioni non solo a causa dell'invecchiamento del sistema immunitario, ma anche per la presenza di patologie croniche come la broncopneumopatia cronica ostruttiva, il diabete, lo scompenso cardiaco. In loro compare spesso anche un problema di malnutrizione che li rende più vulnerabili. Non fate di questa l'aula della menzogna. Non dite anche qui 25.000 morti. Non è vero. Non usate i morti per retorica e per terrorismo. I dati dell'Istituto Superiore della Sanità dicono che il 96,3% sono morti per altre patologie. Dice questo, è la verità, è la verità. Colleghi. Detto dall'Istituto Superiore della Sanità, se non lo sai, studia. Abbiamo ripreso i dati ufficiali riferiti al territorio nazionale, citati venerdì in Parlamento dall'onorevole Sgarbi, perché le nostre letture dei dati riferiti al Veneto dai bravi giornalisti locali evidenziano dati molto vicini a quelli utilizzati dall'Istituto Superiore di Sanità. Eccoli, 3 grandi gruppi. Il primo da 0 a 45 anni, 0 decessi. Il secondo da 45 anni a 64 anni, 41 decessi.
Il terzo da 65 a ultra 75, 695 decessi. Gruppo 3 dei 695 decessi, 94,43%. Gruppo 2 dei 41 decessi, 5,57%. Pare che i dati dimostrino che il Covid italiano e veneto diventa mortale in misura prevalente per le persone più logore, perché più soggette ad inquinamenti di tutti i tipi nelle aree urbane più antropizzate, come nelle aree agricole montane e di pianura più devastate dai residui di tutti i sistemi consumisti, perché più attempate e o gravate da scelte esistenziali che hanno deteriorato i loro sistemi metabolici ed immunitari e generato più malattie croniche, fisiche, psicologiche, spirituali.